La storia degli scudetti delle Napoli è la storia del suo mito, Diego Armando Maradona, il più grande di tutti i tempi, anche di Pelé. Orei Pelé fu uno splendido stallone dell'area di rigore. Maradona fu invece il genio, il calciatore che pensava coi piedi, come scrisse Osvaldo Soriano. Pelé giocò sempre in casa, in Sud America. Maradona invece fu il numero uno nei campionati più difficili, più duri, più spettacolari, quello spagnolo e quello italiano. Pelé fu il campione assoluto nella grande giostra del calcio accademico. Maradona ne fu il contrasto per sublimazione, ne fu il diavolo, il totem, il bene, il male del calcio atletico, fisico, spettacolare e fu eternamente in lotta con l'avversario più terribile, la droga. Il più amato, il più odiato, il più pagato. 7 milioni e mezzo di dollari nell'84, altri 7,5 anni dopo. Un affare straordinario in termini di economia aziendale e di economia di vicolo, di immagini, di vittorie. Per averlo Corrado Ferlaino fu disposto a tutto. E ci fu una giornata particolare, la giornata quasi finale. Il venerdì mattina io feci un colpo di mano. Andai dal Banco di Napoli e dissi che ero d'accordo con Ventriglia di farmi quest'ultima modifica che voleva il Barcellona. Questo signore che si chiama Bosa, una cosa di questo direttore, che mi credette sulla parola. Io dissi che c'era l'aereo privato che dovevo correre, mi credette sulla parola, però le cose furono più lunghe di quello che mi aspettavo. E quindi arrivai a avere la riduzione alle 4 di pomeriggio. Presi l'aereo, corsi a Milano e depositai una busta in Lega, una busta vuota, completamente vuota. Dopo che avevo parlato in Lega mi ero reso conto che il sabato non ci sarebbe stato nessuno se non una guardia notturna. Io parlai con la guardia notturna e mi misi d'accordo che potevo cambiare la busta se volevo. Quindi il contratto di Maradona. Poi accorremmo a Barcellona, trattative lunghe, rilunghe, compagnia bella, fu firmato questo contratto alle 2 di notte. Io presi l'aereo privato, mi precipitai di nuovo in Lega, ritirai la lettera che era stata depositata nel tempo regolamentare e misi quest'altra lettera. La Lega non sapeva niente, è chiaro che non volle neanche sapere niente perché chiaramente i giornali avevano spiegato tutta la trattativa come era andata avanti, quindi era andata avanti fuori il tempo massimo. Però la Lega pensò giustamente che non importava niente un giorno prima o un giorno dopo. L'avvenimento era così importante che fermarsi, se era stato firmato alla mezzanotte o alle 2 di notte ed era stato depositato in Lega 2 ore prima e 2 ore dopo, era solo un fatto formale. Chissà se avrebbe vinto tanto il Napoli senza Maradona. Lo scudetto fu mancato d'un soffio nel 70-71. Il primo giorno di primavera a Milano l'Inter di Invernizzi con Mazzola, Corso e Boninsegna e il Napoli di Chiappella con Zoff e Altafini, Improta e Giuliano. 2 punti di differenza, il Milan sta perdendo a Vicenza e Altafini al 40° porta il Napoli in vantaggio e in testa alla classifica. Al 12° della ripresa Boninsegna sul rigore, 1-1. 3 minuti dopo ancora Boninsegna, 2-1. Traizzoli, il presidente dell'Inter, era un uomo potente, l'arbitro era Gonella e teneva famiglia, Ferlaino era fuori dal palazzo del potere. Nel 74-75 il secondo scudetto mancato, 53.101 abbonati, allenatore Vinicio, il leone di Belo Orizzonte e la squadra giocava a zona, con un libero però, Burnic, e c'era Braglia, detto Mitraglia. Il 6 aprile del 75 Napoli a 2 punti dalla Juve, e cioè a 2 punti dal Paradiso. Era un aprile dolce, ma quel mese non portò bene e quel giorno Altafini, passato alla Juventus nel frattempo, divenne cuore ingrato. La gara, subito vibrante e densa di emozioni, è stata esemplarmente corretta. Al 19° servito da Damiani, Causio va in gol, con tiro secco e preciso. Juventus 1, Napoli 0. Alla fine del primo tempo, Vinicio ha il viso rabbuiato. 13°, lunga e caparbia azione di Massa che si libera di numerosi avversari.
Si ferma e serve Giuliano. Secca botta di destro ed è il pareggio. Juventus 1, Napoli 1. Al 30° Altafini con il numero 13 dà il cambio a Damiani. 43°, corner di Causio con Carmignani che manca l'uscita. Cuccureddu spara una gran botta sul palo e sul rimbalzo il malizioso destro di Altafini conquista per la Juventus una preziosissima vittoria. La terza volta ci provò Marchesi e non ci riuscì nemmeno lui. Terzo posto, qualcuno scrisse: lo scudetto è un mare che non bagna Napoli. Che il Perugia sarebbe stato un ospite scomodo per gli improvvisi exploit di cui si era dimostrato capace lo prevedevano tutti, ma nessuno avrebbe potuto prevedere che il Napoli gli avrebbe offerto dopo meno di un minuto la comoda possibilità di confermarlo. Ecco come Di Gennaro crossa e Ferrario, pronte alla porta, fa secco Castellini. Da questo momento sui 70.000 del San Paolo cala l'incubo di veder disperse le speranze che un bellissimo campionato aveva acceso, tanto più che i perugini, imbaldanziti, per un po' imperversano con De Rosa, Dal Fiume e Bagni. Poi la scena è presa dagli azzurri, ma l'affanno della rincorsa, la sfortuna, la memorabile domenica del portiere Malizia che qui respinge distinto una fucilata di Marangon e la tattica difensiva avversaria rendono sterili tutti i loro sforzi. L'arrembaggio partenopeo ottiene una lunga serie di angoli, alla fine saranno 12, sui quali svetta implacabile il solito Malizia che di pugno o di piede spegne nella gola della folla l'urlo del gol e forse cancella per sempre le sue illusioni. Ma la storia delle Napoli stava cambiando rapidamente e stava per cambiare la storia della città, la storia dello stesso calcio italiano. Il 5 luglio 1984 esce dalla buca del San Paolo come dal ventre caldo di Napoli Diego Armando Maradona, il Chico del Boca, il ragazzo argentino che pareva uno schillizzo, come scrisse Rea. Quel giorno allo stadio c'era tanta gente quanta ce ne poteva andare. Entrare non era stato facile, bisognava pagare un biglietto, 2000 lire. Non c'era una partita da vedere, ma un fenomeno da cullare. Maradona era il più grande talento vivente e lo avevano avuto nell'unico modo in cui era possibile avere una cosa impossibile, con fantasia e inganno, con un contratto che non era un contratto e una busta che conteneva soltanto una speranza. Gli spalti erano gremiti e colorati dei colori dell'estate. E quell'estate poi molti la ricordarono come una delle più belle della storia del Napoli. Grazie Ferlaino, grazie Napoli, Diego facci sognare, Diego non resterai mai solo, profezia o promessa, così è stato. Il primo gol italiano di Maradona il 22 agosto 1984, ottavo girone di Coppa Italia, Napoli-Arezzo 4-1. La prima rete in campionato il 23 di settembre, sul rigore, 1-0 alla Sampdoria. 14 gol su 30 partite, ottavo posto con l'ultimo Marchesi, 11 gol su 29 partite, terzo posto con il primo Bianchi. Poi Maradona volò in Messico e lì divenne il figlio del vento. Accompagnato dalla ecoplanetaria delle sue prodezze, al Mondiale Maradona tornò da re in un Napoli oramai grande. Presidente Ferlaino, consigliere Allodi, team manager Pierpaolo Marino, segretario Gigi Pavarese, allenatore in prima Ottavio Bianchi, in seconda Casati, squadra Garella, Bruscolotti, Ferrara, Bagni, Ferrario, Renica, Caffarelli, De Napoli, Giordano, Maradona, Carnevale. Esordio a Brescia, comincia sul lago di Seo la più bella avventura del Napoli. 41esimo Maradona, Maradona gol, 1-0. E allora i tifosi hanno ragione, Maradona è meglio Pelé. No. Maradona è Maradona, Pelé è stato il più grande, io sono un calciatore normale. Il calendario è favorevole, nelle prime 3 giornate 3 avversari facili. Dopo la vittoria di Brescia, pari interno con l'Udinese. Al 29esimo il primo gol napoletano di De Napoli. Al 49esimo uno degli ultimi di Ciccio Graziani, 1-1. Ancora un pari tra il Napoli dell'ex biancoverde Bianchi e l'Avellino dell'ex azzurro Vinicio, 0-0 e amici come prima. Alla quarta giornata esplode il Napoli, davanti a 70.000 spettatori contro il Torino. 10° minuto,
Sabato 1-0 per il Torino. Si allarga la manovra veloce del Napoli, al 15° Bagni. Il guerriero segna il momentaneo pareggio. La macchina costruita da Bianchi ha un tridente formidabile, un tridente di sfondamento. Quando non segna, fa segnare. Dal retrovia al 15° della ripresa Ciro Ferrara, 2-1. Ma è il giorno anche del primo gol di Bruno Giordano. Al 31° porta a 3 il bilancio della partita. Il San Paolo è sempre pieno, 62.000 spettatori di media, 57.000 gli abbonati, 1.100.000 presenze e a fine torneo il Napoli incassa circa 19 miliardi dell'87. 12 ottobre, Napoli-Sampdoria, all'8° Caffarelli. L'arbitro è Rosario Lobello di Siracusa e concede un penalty a Vialli e Vialli dagli 11 metri non sbaglia. 1-1 al 14° del secondo tempo. Lobello concede un altro rigore, stavolta al Napoli. Maradona, breve rincorsa ed è la vittoria della squadra azzurra. Alla quinta giornata Napoli e Juventus sono al comando della classifica. I bianconeri guadagnano un punto di vantaggio la domenica successiva vincendo 5-0 ad Ascoli, mentre il Napoli fa 2-2 in casa con l'Atalanta. Vediamo quei gol. Volpecina 1-0 al 20° del primo tempo. 10 minuti dopo Cantarutti ed è il pari. 20° della ripresa, l'Atalanta è un bunker, ma Maradona lo apre con il suo solito genio. A 10 minuti dalla fine spunta Incocciati e rovina la festa. Alla 7ª la Juve è frenata dall'Inter ed è raggiunta in vetta alla classifica dal Napoli che batte la Roma con l'ennesima bellissima rete di Maradona, al 46° per l'esattezza. Ancora un pari per le squadre di vertice, poi arriva lo scontro diretto. Cade il 9 novembre. È un match molto atteso, ma il primo tempo finisce 0-0. Non cambia nulla nella ripresa per quanto riguarda le formazioni, non cambiano neppure le emozioni iniziali con il solito Manfredonia che ancora di testa impegna Carella. Ma il Napoli risponde colpo su colpo, in contropiede conclude con Giordano malamente, ma viene applaudito lo stesso il centravanti per il gran lavoro che va svolgendo. E siamo alla doccia gelata, il gol che fa mutolire i 20.000 napoletani ed esultare a ragione i 40.000 juventini. Lo inventa con questo tiro Cabrini che costringe alla respinta corta Garella. Laudrup è appostato a pochi metri ed insacca. Bianchi capisce che la squadra reagisce e allora manda in campo Carnevale per sola, si conquista la metà campo e comincia l'assedio alla porta di Tacconi che devia in questa maniera la punizione più precisa di Diego. Il pareggio arriva dopo 20 minuti dal gol di Laudrup e arriva dopo il corner di Maradona sul cui spiovente si avventa Ferrario e devia il pallone in rete. Il tempo per esultare c'è appena, Diego stringe i pugni in aria e poi lui stesso fa partire dalla sinistra e dalla bandierina ancora un altro tiro micidiale, la cui deviazione di testa trova pronto Giordano che a volo segna il 2-1. Il Napoli dilaga e dilaga quanto più la Juve preme, si scoprono i bianconeri e guardate come va a segno ancora la squadra azzurra con Volpecina all'ennesimo contropiede. È una vittoria importante, però più di tanto non ci scompone. Sappiamo dove lavoriamo e sappiamo che il nostro ambiente è facile esaltarsi e noi, il nostro gruppo, non può permettersi questo. Prendiamo atto che per adesso stiamo andando bene, i giocatori fanno molto bene. Abbiamo vinto una grande match, una grande partita, abbiamo meritato sul campo di vincere senza discussione, molte occasioni gol, direi una partita esaltante, prendo atto di questo, poi domani è un altro capitolo. È un momento d'oro per il Napoli e sotto gli artigli della banda Maradona capita l'Empoli che esce dallo stadio di Fuorigrotta con 4 gol al passivo. Finezza di Maradona al 26° del primo tempo. A fine tempo e inizio di ripresa lo show di Andrea Carnevale detto il primo. Al 24° chiude il poker Bagni. Il Napoli rimane al comando della classifica anche dopo il pareggio interno con il Verona di Bagnoli e quello esterno con il Milan di Nils Lidolm.
Prima della sosta natalizia, il 21 di dicembre, doppia confezione regalo di Caffarelli al 17° e 38° del primo tempo. E ad 1 minuto dalla fine, autogol di Bruscolotti. Nasce così il 2-1 di Napoli-Como. 7 vittorie, 7 pareggi dopo 13 giornate. La prima sconfitta alla ripresa del campionato. La bestia nera è la Fiorentina. La squadra di Bersellini apre la partita con una perfida rivincita personale dell'ex azzurro Ramon Diaz, 1-0 al 6° minuto. Al 25° è già 2-0 e a segnare il mito della curva Fiesole, Antonioni. Agli uomini di Bianchi invece occorrono 50 minuti per andare in gol e deve pensarci il solito grande Maradona. Ma la Fiorentina chiude la partita all'89° con Monelli, ricordate, grande promessa mancata del calcio italiano. Credo che oggi abbiamo capito che stiamo giocando contro di tutti. L'arbitro? Contro? Contro tutti quanti. Ah, appunto, ma per vincere bisogna giocare contro tutti, no? Sì, no, non si gioca solo con l'Inter, si gioca contro tutti quanti, perché oggi abbiamo capito dentro del campo che non stavamo giocando solo contro la Fiorentina. Ok? Si vuol capire, capisci? Sì. Situazione: Napoli raggiunto in vetta alla classifica dall'Inter a 20 punti a 18 sono Juve e Milan. Sembra finita la stagione del Napoli ed ecco invece 5 vittorie di fila. Napoli-Ascoli 3-0, marcatori. Al 13° della ripresa Muro. Al 22° gol di Francesco Romano, la vera autentica sorpresa, il vero colpaccio realizzato da Marino in campagna acquisti. A 4 minuti dal termine Salvatore Bagni. Napoli-Brescia, prima di ritorno, 2-1 il finale. Ciro Ferrara al 14° del primo tempo. Branco al 10° della ripresa pareggia. 9 minuti e Giordano sul rigore realizza la vittoria. Napoli-Udinese 3-0, non c'è Giordano, infortunato, ma c'è Maradona e non manca l'occasione che gli capita al 28°, 1-0. 42° e lo strepitoso Maradona incassa ancora applausi. Nel Napoli vanno in gol a turno tutti. Quando non segna il maestro, allora c'è spazio per De Napoli, 33° del secondo tempo, 3-0. Anche Napoli-Avellino finisce 3-0, derby senza Maradona, ma il grande circo azzurro non manca di incantare la bella platea del Partenio. Il bunker irpino resiste fino all'8° della ripresa, poi Bagni in fila di Leo. Tentano la reazione i leoni di Vinicio, Dirseu, Schachner, Alessio, ma al 23° e al 33° smorza la rabbia irpina la doppietta di Carnevale, eroe di molte stagioni avellinesi. Alla 19ª giornata c'è Torino-Napoli. I Granata sono squadra di mezza classifica e cedono il passo nel finale al gol partita di Giordano, rientrato dopo 2 turni. Dopo la clamorosa cinquina, il Napoli tira il fiato e si concede una pausa contro la Sampdoria. Si gioca a Napoli. È Lorenzo al 31° a gelare lo stadio che sogna ad occhi aperti. Lo 0-1 procura soltanto un attimo di sconforto, perché c'è il fenomeno e qualcosa inventerà. 37° Maradona, gol, 1-1, volano i fogli del calendario con la stessa velocità con la quale sale l'emozione dello stadio San Paolo. A Bergamo, al 12° basta il gol di Giordano per tenere il Napoli a 5 punti su Juventus, Milan e Roma. Squadra dura e in rimonta, la Roma di Sormani ed Eriksson impone al San Paolo un brutto 0-0. Il Napoli ha avuto fin qui una progressione irresistibile, 12 punti in 7 giornate e una sola sconfitta su 22 turni, imbattuto in casa. Affiora però una preoccupante stanchezza con l'entrata della primavera e la paura di antiche delusioni si materializza nella trasferta milanese contro l'Inter di Trapattoni. Un fischio del Trap, si sveglia a Bergomi e a 5 minuti dalla fine beffa Garelic, 1-0. E ora la Roma è a 3 punti alla vigilia della partita delle partite, Napoli-Juventus.
Napoli subito in azione, Renica, il piede buono, gol di Renica ed è il vantaggio per il Napoli. Cinque minuti e Serena firma il pari per la squadra di Rino Marchesi, ma non è finita. Favero, detto Squalo, chiude a sinistra, Pioli a destra, centrali Caricola e Scirea. Si muovono come gatti Maradona e Giordano, aprono un varco, si inserisce Romano, gol! Ed è il 2-1 alla Juventus e la partita finisce nell'entusiasmo del 13° minuto. Diego, allora è come quel giorno a Città del Messico? Un pochettino, però ancora non possiamo alzare la coppa. Senti, il pubblico è impazzito, si sente campione d'Italia. Sì, ma dobbiamo ancora lottare come abbiamo lottato oggi con una Juve grandissima. Per quanto riguarda questo Napoli, merita ampiamente, avete avuto paura? No, in nessun momento, perché sapevamo che la Juve era forte e abbiamo giocato contra un squadrone. Impegnato anche sul fronte della Coppa Italia, il Napoli non fallisce le grandi imprese, ma ogni tanto si concede qualche distrazione. Solo un pari 0-0 contro l'Empoli e una cocente sconfitta a Verona, la terza ed ultima del campionato. Nonostante questo gli azzurri hanno 2 punti di vantaggio sull'Inter e alla 27esima c'è Napoli-Milan e nei momenti esaltanti o drammatici della storia del Napoli c'è sempre un Napoli-Milan. Sulla panchina rossonera c'è Capello, subentrato all'Idolm 2 settimane prima. 33esimo, Andrea Carnevale marca il primo gol. Lo scudetto è più vicino. Maradona al 43esimo, Maradona gol 2-0, ora per davvero lo scudetto è vicino. Trentaquattresimo della ripresa, in gol Virdis, ma la partita finisce sul 2-1 per il Napoli e per i tifosi è il momento di correre a comprare i fuochi d'artificio. Il maggio del primo scudetto napoletano fu carico di effetti, di colori, di melodie. Ogni domenica di vittoria la musica saliva dal San Paolo, saliva la musica e saliva il Napoli. 1-1 a Como, vantaggio dei Lariani. Nel secondo tempo con giunta 31esimo, Andrea Carnevale segna una rete storica a 2 giornate dalla fine del campionato con il Napoli, primo in classifica. Basta un niente oramai. Anche se c'è un momento di euforia, è mezzo nudo, ma vale bene un'infreddatura, Bruno, no? Un pareggio importante, mi sembra, c'era messa brutta la partita. Ma sì, loro hanno fatto un grandissimo gol, noi abbiamo reagito, abbiamo preso il pareggio, poi abbiamo saputo il risultato dell'Inter, per cui aspettiamo domenica la Fiorentina per poter far per festeggiare? Sì. Senti, l'euforia dentro, visto che vi siete abbracciati, come fosse finita? No, ancora non è finita, siamo diciamo al 99% campioni d'Italia, però manca quell'1% che ancora non è matematica. Lo vedi lo striscione, l'ultimo chilometro? Sì, siamo addirittura d'arrivo, speriamo di non forare. Gentili ascoltatori, mi sembra quasi giunto il momento di darvi il segnale orario del scudetto del Napoli e intanto le note del soldato innamorate. Voi sapete non è stato mai l'inno di battaglia del Napoli, ma l'inno con cui i giocatori, i tifosi del Napoli hanno salutato le vittorie riprese dei loro giocatori. Risuona su tutte le gradinate dello stadio San Paolo, che tutto lo scendolio di bandiere azzurre, tutto lo stadio è azzurro. Signori, siamo giunti al 44 minuto e 41 secondi, quindi mancherebbero ed è finita, il Napoli è campione d'Italia. 17:47, 10 maggio, Napoli campione d'Italia, Bianchi, Napoli campione d'Italia. Sono soddisfatto, abbiamo fatto un buon lavoro, sono 2 anni che facciamo dei sacrifici e sono soddisfatto.
anni, se permette. I giochi erano già fatti. Il festeggiamento c'è stato dopo, diciamo, per tutta Napoli, è stata una cosa eccezionale. Mi ricordo che non si poteva camminare per le strade, che insomma, diciamo, veramente i napoletani hanno vissuto questo primo scudetto meglio del secondo scudetto, perché hanno vissuto come il grosso sogno della loro vita. Non fu una partita, fu l'emozione infinita, fu una rappresentazione popolare, un'opera al San Carlo, tutti in scena, Napoli e il suo mondo, Maradona e i suoi compagni, Fellaino e la sua rivincita contro il potere del palazzo. Secondo abbiamo dovuto combattere per questo scudetto, però alla fine abbiamo meritato di vincere. Non so più cosa dire, cosa fare. È una gioia indescrivibile che auguro a tutti di provare una volta nella vita. È una cosa bellissima, io la vittoria vorrei dedicare a mia madre, perché oggi è anche la festa della mamma, per cui mi sembra anche giusto. Penso che sia la soddisfazione più grossa che un giocatore possa desiderare per questa gente, perché vincere da un'altra parte non è così, secondo me, è troppo bello. Che ti è sembrato la gente, Nando? Stupendo, stupendo, sono veramente meritato questo scudetto, perché è stata una cosa stupenda. Peppino, vieni qua, vieni, è il vero napoletano vincente è lui. Ma non mi ero sbagliato, perché il giorno che decisi di darci la fascia lui mi ha fatto una promessa, mi ha detto che in un paio d'anni vincevamo il campionato. Oh, l'ha mantenuta però. Beh, chiaro, quindi vedi, è stata una fortuna per me darci la fascia. Dici una cosa a te, guarda Diego, io penso che a questo punto sia stata l'anima, la mente di questa squadra, una squadra che ti ha seguito in pieno, una squadra che ti ha veramente fino alla morte, Diego. Io lascio il microfono, rispondimi, a questo punto quando sei venuto a Napoli credevi veramente di andare a vincere il titolo? Sì, io mi sono andato da Barcellona senza vincere niente praticamente, perché abbiamo vinto una Coppa del Re, però sì, avevo... Guarda, mi hanno frascicato, no, questa, la Rai non mi passa, la Rai non me lo passa. Vabbè, te regaliamo una surra. No, dicevo che io mi sono andato a Barcellona senza vincere niente, però l'avevo promesso a Peppino, alla squadra, a Fellaino, che avevano creduto in Maradona per vincere qualcosa. Sono riuscito a vincere con tutti quanti, guarda, attenzione, che questo non è una vincita solo da Maradona, sino è tutta la squadra. Bianchi non c'era, da qualche parte si nascose e pianse di gioia. Un maestro invisibile guidò l'orchestra verso un finale strepitoso. Si sentì ancora cantare e furono molte le cose che si sentirono. Il coro dello spogliatoio, i clacson, le trombe, botti e tracchi, i suoni antichi e pagani dei vicoli di Napoli. Sugli spalti e nelle strade bandiere, un mare di bandiere. Lo scudetto era un mare che finalmente bagnava Napoli. L'ultima di campionato il 17 di maggio e meno male che lo scudetto era già matematicamente vinto, altrimenti con la scaramanzia non ci saremmo mai arrivati. Era il giorno del compleanno di Fellaino, ma non ci fu una grande festa. Ascoli-Napoli, pareggio di comodo, pareggio maledetto, il pareggio del coro della squadra contro Bianchi che capì che la tregua era finita, di Bianchi che voleva andarsene nell'intervallo e che fu trattenuto e che capì che non c'era più pace. Ad Ascoli ci fecero un po' arrabbiare perché
Napoli giocò deconcentrato quella partita probabilmente, fece arrabbiare molto Bianchi questo fatto, tanto che disse a Celentano di dire a Bianchi di mettere 3 giovani in modo che con il loro entusiasmo il Napoli magari sarebbe riuscito a vincere anche quella partita. Celentano lo disse male a Bianchi e Bianchi si arrabbiò un po' e si arrabbiò un po' anche con la squadra perché si rese conto che non aveva giocato al massimo. Classifica finale comunque: Napoli 42, Juventus 39, Inter 38, Milan e Sampdoria 35. De Napoli, vieni qua, fatti vedere poco. Tu sei stato ancora... Vediamola insieme questa coppa, Diego, facciamola vedere insieme. Con il nome del Napoli segnato già 2 volte, adesso per la 3ª volta. Sì, è una grande soddisfazione, no? È la 2ª volta che, diciamo così, quest'anno proprio scudetto e Coppa Italia veramente è stata un'annata eccezionale per tutti noi dei napoletani e anche per i tifosi. Presidente, mi sembra che a queste scene oramai lei è abituato, è diventato... È molto bello vedere come il Napoli si è impegnato in quest'ultima partita. Volevano vincere a forza, volevano la 13ª vittoria, abbiamo fatto 13, perché abbiamo vinto tutte le partite della Coppa Italia. Dopo il mese dello storico evento venne a giugno la finale di Coppa Italia e il Napoli vinse anche quella. Al via 48 squadre, a fine corsa si ritrovano Napoli e Atalanta di fronte, 7 giugno, 3-0, Renica, Muro e Bagni. Il 13 giugno 1-0, gol del mitico Giordano. È il gol della 3ª Coppa Italia del Napoli e il gol di una leggendaria accoppiata che premia il grande sforzo della squadra, il grande sforzo della società, che premia una città che ha sempre sognato per un secolo il primo scudetto. Madonna, che movimento! Tutto! Alla grande, oh! Sì, ma tu mi dà piacere. Vai, ripeti.
dato un verso